Terzo giorno di scuola e prime due classi in quarantena. Nel tardo pomeriggio l'ULSS 2 ha fatto sapere di aver riscontrato una positività rispettivamente in una scuola materna e in un istituto superiore, entrambi del distretto di Treviso. Le classi del piccolo alunno della scuola dell'infanzia e dello studente delle superiori sono dunque state poste in isolamento. Quarantena solo per le maestre della materna, mentre gli insegnanti dello studente più grande, avendo rispettato distanziamento e uso delle mascherine, potranno continuare a svolgere il loro ruolo. Da Castelfranco Veneto arriva invece la notizia di una donna positiva al virus nel reparto di medicina, negativa al tampone obbligatorio per il ricovero, di lì a qualche giorno però una lieve sintomatologia che ha indotto i medici a un nuovo esame al quale è appunto risultata positiva. Da qui lo screening a tutti i degenti, ben 74 e a 58 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari, 2 gli ulteriori positivi tra i ricoverati, asintomatici, e 6 tra gli OSS, anche loro in buono stato di salute. I 3 pazienti positivi sono stati trasferiti all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Gli operatori sono in quarantena a domicilio. Testati a titolo precauzionale anche 6 specialisti esterni al reparto, entrati in contatto con la prima paziente positiva. Per loro nessun riscontro del virus.